Ho solo un'ora, meno. Mi metto gli orecchini così sono un pochino più brenzola, se no non ci siamo. Oh, mo sì. E soprattutto fa cavolo. Non si respira qua dentro, ragazzi, non si respira. Ciao a tutti e benvenuti ai nuovi e nuove latrinelle. Oggi andremo a fare un make-up a caso perché non avevo voglia di stare lì a pensare e nel frattempo vi leggerò le vostre supposizioni su di me cercando di rispondere, diciamo, alla maggior parte perché sono state veramente tante, quindi vado un po' random, magari quelle che sono simili ne leggo solo una. Allora partiamo subito. Sì ragazzi, avrò un po' lo specchio avanti, forse no, fa troppo caldo, ho bagnato la spugnetta tipo 5 minuti fa, è asciutta, quindi la rispruzzo. Allora andiamo a leggere la prima, così poi dopo applico il fondotinta mentre rispondo. Vado dal basso, così sono quelle più vecchie. La prima supposizione è: ti sei sposata molto giovane. Sbagliatissimo, perché io mi sono sposata solamente 4 anni fa e sebbene io non divulghi la mia età così facilmente, non lo so, è una cosa che mi fa sentire un pochino più sicura, non mi sono sposata molto giovane. E anzi vi racconterò una piccola cosa mentre mi trucco. Allora, nonostante faccia un caldo della miseria, mi piace sempre essere super glowy, quindi vado con una base un po' luminosa. Comunque dicevo, non mi sono truccata, vabbè. Non mi sono sposata molto giovane e in realtà mio marito probabilmente, se gli avessi detto di sì molto tempo prima, ci saremmo effettivamente sposati molto molto giovani. Sa che questo lo stendo un po' con le manine. No, non mi trovo. Perché cosa è successo? È successo che dopo circa, adesso non vorrei dire una baggianata perché lui guarda questo video e se non ricordo tutto poi magari ci rimane un po' male, però scusami amore, non ho la tua memoria. Praticamente ci siamo messi assieme molto giovani, quello che per me è molto giovane, insomma, sui 20 anni, diciamo così, senza svelarvi troppo. You know this! E probabilmente se fosse stato per lui ci saremmo sposati molto giovani, perché circa 2 anni e mezzo dopo che insomma eravamo assieme, lui effettivamente mi ha portato in questo splendido ristorante a Napoli che si chiama Giuseppone a Mare ed è appunto un posto arroccato sul mare, molto carino, molto caratteristico a Posillipo. Non vorrei dire una cazzata ma credo di sì, faccio il check su Google, controllato ragazzi, tutto ok, non ho fatto la figura di merda, è a Posillipo appunto. Ed è questo posto meraviglioso, appunto un ristorante devo dire anche abbastanza di classe, forse un po' tanto per 2 ventenni, però comunque festeggiavamo l'occasione del 2 anni e mezzo assieme, non vorrei sbagliare amore, ripeto, scusami, non mi correggi. 2 anni e mezzo assieme, precisi, ed era il gennaio. E io non avevo capito una mazza, ma proprio una mazza di niente, perché ogni tanto ci scherzavamo su sta cosa del fidanzamento, del matrimonio, no? E però appunto io pensavo che fosse stata una cosa che sarebbe venuta con gli anni, ma con gli anni intendo tipo 5, 6 così. E invece dopo 2 anni e mezzo mi porta in questo stupendo ristorante. Siccome sono un'ingorda dopo il primo, ho ordinato anche un secondo. Invece del secondo è arrivato questo piatto con dentro appunto il cofanetto dell'anello. Ma in realtà io non sapevo che fosse il cofanetto dell'anello perché era coperto da
un coprivassoio, adesso non so come chiamarlo, però è quella specie di coperchio in metallo, vi metto qui l'immagine magari così ci capiamo, di quelli proprio super chic da chef. E quindi io pensavo, insomma, che fosse il mio secondo, e arriva il cameriere e mi fa, per questo aspetti un attimo perché arriva anche il secondo di lui, così mangiate assieme. E io, boh, tranquilla così. Invece in quell'esatto momento Luciano prende questo coperchio, lo alza ed esce questo cofanetto di anello. E io non sapevo da quale finestra scappare. Nel senso che sicuramente sentivo che era lui l'uomo della mia vita, ma probabilmente non mi sentivo così pronta in quel momento ad affrontare un matrimonio. Per cui ero avevo un misto di felicità, titubanza e paura. Però è stato bellissimo perché lui ha preso questo cofanetto, ha fatto il giro del tavolo, si è inginocchiato, ha estratto un fogliettino piccolino così, con una scrittura minuscola, che è proprio la scrittura sua da timido, da quello che non gli piace parlare troppo, e ha iniziato a leggerlo. Vabbè, io mi sono emozionata tantissimo, non ho pianto, ma mi sono tipo bloccata perché vi ripeto, in quel momento le emozioni erano miste, quindi non avevo nemmeno la forza di piangere. Non so se vi è mai capitato questo sorta di blocco di emozioni. Per cui cosa è successo? È successo che lui ha letto questo fogliettino che era una sorta di poesia, una sorta di dimensione alla nostra storia, bellissimo perché Luciano è molto bravo a fare bigliettini romantici, ogni tanto, molto raramente li fa, e poi sempre in ginocchio ha aperto il cofanetto proprio classico e mi ha chiesto in sposa. Ed io ero là che un misto di emozioni, avevo il riso in bocca, nel senso che sorridevo, ma sorridevo tipo nervosissima, come in questo momento che sto picchiando col pennello sulla faccia perché ricordo quei momenti. E praticamente la prima frase che mi è uscita molto spontaneamente è stata: ma tu sei proprio sicuro? E dopo un secondo di titubanza, un secondo di silenzio, lui mi guarda e mi fa: io sono sicuro, ma tu non mi hai ancora risposto. Io ho detto sì, cioè certo che ti sposo. Ci siamo baciati, tra l'altro caso vuole che tutto il ristorante, nel momento in cui lui si è inginocchiato, non c'era nessun altro, c'erano solo i camerieri sullo sfondo che ci guardavano curiosi, no? Quindi non c'era nessuno, c'eravamo solo noi, ed è stato un momento magico, pieno di emozioni, un po' confusionario per me, un po' di confusione nella mente, però è stato un momento molto bello. E poi, insomma, in privato gli ho detto: io certo che ti voglio sposare, sono convinta che tu sia l'uomo della mia vita, ma ho bisogno di un po' di anni per costruire la mia professione, sentirmi a mio agio, insomma, formare una strada che sia solo ed esclusivamente mia, e poi insieme. E quindi così è stato, perché da lì l'ho fatto attendere, scusate vado avanti se no non finisco più, da lì l'ho fatto attendere altri 5 anni, e dopo 5 anni, quindi ai 7 anni del nostro fidanzamento, io ho detto che ero pronta a sposarmi. Lui felicissimo, tra l'altro gliel'ho detto in un momento come un altro, perché io se ho qualcosa da dirti, io non aspetto il momento giusto, se mi esce io te lo dico. E quindi noi stavamo semplicemente passeggiando, andando verso la metro, e io ho detto: sai che c'è, sono pronta per il matrimonio. Lui è preso un attimo in colpo, gli fa: me lo dici così? Vabbè, questo insomma per rispondere che non mi sono sposata presto. Ho aspettato insomma di avere le idee chiare sul mio lavoro, su quello che volevo fare nella mia vita, di essere completa con me stessa, e poi di attraversare questo percorso bellissimo, ma comunque anche abbastanza impegnativo, con un'altra persona. Prossima domanda. Prossima supposizione, in realtà. Avevi un estro creativo sin da bambina.
Allora, prima di rispondere, prima di andare avanti con questa supposizione, devo chiedervi scusa perché probabilmente, perché c'è una luce che mi sta partendo, quindi probabilmente ogni tanto sentirete un rumore un po' strano di tipo così sotto, quindi vi chiedo scusa in anticipo, ma ho bisogno di questa luce per essere bella luminosa e quindi così. Comunque, avevi un estro creativo sin da bambina. Allora, io tanto vado con il correttore, se no non ne usciamo più, utilizzo 2 correttori. More Concealer L'Oreal, questo relativamente è nuovo, non è relativamente, è molto nuovo, mi piace tantissimo. E vado anche con il Mesauda, questo qua, che è in stick, raga, è così, One Stroke C10, bellissimo, pensavo fosse più, sapete quei correttori pastosini di una volta, invece no, è bello fluido, è bello, adesso lo vedrete. E insomma, sì, quando ero piccola, sì, avevo già un estro particolarmente creativo, quando ero all'asilo, tutte le bimbe e i bimbi giocavano e io mi rifiutavo e l'insegnante appunto diceva a mia madre che io mi mettevo lì in un angolo da sola, che bella così, e disegnavo. Quindi sì, disegnavo anche abbastanza bene, devo dire forse disegnavo meglio da piccolo. Comunque sì, disegnavo molto molto bene e mi piaceva un sacco. La preferivo come attività rispetto a, che ne so, tutte le altre cose come giocare con le bambole, stare con gli altri, perché ero molto introversa, ero molto timida, molto schiva, molto per i fatti miei, ecco. Ed ero anche molto tranquilla. Quindi sì. Tra l'altro mi ricordo un disegno bellissimo che ho fatto proprio all'asilo, avrò avuto 4-5 anni, forse più 4 che 5. Disegno bellissimo di un cane in una cuccia e mi è rimasto impresso quel disegno lì perché la cosa bella è che io non è che lo guardavo da qualcos'altro, cioè io me lo inventavo di sana pianta, è stupendo di come siamo creativi quando siamo bambini e quando diventiamo adulti ci facciamo tutte ste paranoie sulla creatività, quindi rivorrei un briciolo di quella spensieratezza lì. Purtroppo quel disegno non so se è andato perso o se mamma, non so che fine gli ha fatto fare, perché come tutte le mamme dopo un po', buttiamo tutto! E quindi così, però se lo ritrovo me lo faccio vedere magari, perché era veramente strabello, raga. Vado avanti con l'altra esposizione mentre mi sfondo di correttore. Sei molto determinata e dici sempre quello che pensi anche quando non ti converrebbe. Ragazzi, questa cosa è vera, nel senso che sì, quello che penso lo dico, però negli ultimi tempi ho imparato a regolarmi perché, perché la gente è cattiva, perché la gente percepisce questa tua schiettezza come l'essere perfida, come l'essere scorretta e quindi per una questione di, sì dai, diciamo che per una questione di delicatezza tendo adesso a, sì, dirti quello che ti devo dire, ma magari con dei modi un pochino più carini. Anche perché è giusto così, voglio dire, siamo umani e anche è normale che sbagliamo tutti, io di continuo. E quindi è giusto anche rivolgersi agli altri in maniera delicata perché comunque nessuno è perfetto, noi in primis e sì, sono determinata, dico le cose in faccia, ma ho i miei tempi anche, oltre ai miei modi, ho i miei tempi perché se sento che quello è un momento nel cui è meglio non dirti una determinata cosa, vuoi perché io non sono pronta ad accogliere le risposte che mi dirai perché non ho voglia di discutere, vuoi perché non è il momento adatto, magari il momento di lavoro, preferisco rimanere professionale, allora non te lo dico, magari te lo dico poi, però te lo dico. Andiamo avanti, adesso mi inciprio e vado con la Magic Powder di Charlotte Tilbury al contorno occhi perché questa qui, raga, è favola, cioè proprio non esiste cifra migliore per il contorno occhi di questa. E poi rimane bella luminosa e vado con il mio pennello amato di Nabla. Amato di... adorabile. Tra l'altro, raga, ho ordinato gli ultimi pennelli di Nabla dal sito, li ho comprati
due set cioè due, non uno, due. E pensare che 2 set me li aveva già mandati Nabla, quindi fate vobis quanto adoro questi pennelli di Nabla. Detto ciò, oddio che adoro questa cipria. Detto ciò, vado avanti nelle supposizioni, anche perché la mia batteria non è propriamente carica e la mia scheda della camera mi dà praticamente altri 40 minuti, quindi devo proprio sbrigarmi. Andiamo alla prossima supposizione. Sei alla costante ricerca di ispirazione, ti nutri d'arte. Anche questo è, ragazzi, è verissimo. È una cosa che non mostro tantissimo sui social perché comunque può risultare noioso, diciamoci la verità. È molto noioso, però io sono un'appassionata di cultura in generale e soprattutto ovviamente cultura d'arte, quindi mi sfoglio perché più che una tipa che legge, io sono una tipa che ha bisogno di vedere, cioè io se non guardo immagini costantemente di ispirazione tutti i santi giorni non sono io, quindi mi sfoglio libri, ma anche mi sfoglio tutto Google, vado a leggere la storia, la vita di artista tot, di artista quell'altro, poi sono fissata col cinema, quindi mi leggo tutte le cose relative al cinema. Sotto questo punto di vista direi che è una parte di me un pochino noiosetta, perché comunque sono quelle robe quelle fisse che ognuno ha per conto suo e non le divulgo tantissimo, a parte la mia passione per il cinema, che ogni tanto vi faccio vedere i film che mi piacciono così nelle stories, però vedo che quello apprezzate. Però sì, comunque ho bisogno, diciamo così, di nutrirmi di arte tutti i santi giorni, altrimenti mi sento morta. Ecco, lo faccio molto in breve. Passiamo alla prossima supposizione. Suppongo che ti manca a Napoli, soprattutto ti manca il casatiello, la Trinella fam. Cuoricino, ciao la Trinella. Certo che mi manca Napoli. Pensare che questo agosto, cioè oggi, quest'estate non scenderò a Napoli, quindi a Natale sarà esattamente, a dicembre sarà esattamente un anno che non scendo a Napoli e potete capire insomma come sono messa. E però sì, a Natale non ce n'è, cioè a Natale devo per forza andare giù a Napoli. E quest'estate ho preferito di no, ragazzi, perché onestamente, vi sono molto sincera, sto stringendo un po' la cinghia per quanto riguarda una serie di spese. Io e Luciano vorremmo comprare casa, in più organizzare le vacanze all'ultimo costa veramente tantissimo e siccome non abbiamo avuto tempo prima di organizzarle, abbiamo deciso di rinunciare. Però ci iscriveremo un mese in palestra, raga, ma poi di questo ve ne parlerò meglio. Comunque sì, mi manca Napoli, il casatiello. Natale arriverà presto, raga, perché io odio il caldo e non vedo l'ora che arrivi Natale, quindi mangerò casatiello a non finire. Andiamo avanti, prossima supposizione. Ti piacerebbe essere nata in un'altra epoca, magari l'Italia degli anni 50? Qualcun altro anche ha chiesto qualcosa di simile, quindi rispondo. Qualcun altro pure mi ha detto: ti piacerebbe vivere negli anni 50, 60, 70? Allora, la risposta è sì, mi piacerebbe vivere in quegli anni lì, mi sarebbe piaciuto vivere in quegli anni lì. Intanto vado con questa palette di Mulak Kali. Mi sarebbe piaciuto vivere in quel periodo lì, diciamo, però c'è anche da dire un'altra cosa, che ho dimenticato le matite occhi. Un secondo. Allora, sì, prima di partire con la palette in realtà vado un po' con... Avete presente la Pencil Technique di un tempo? Ecco, ogni tanto la riprendo perché mi piace, quindi vado con la matita Neve Cosmetics, questa qua si chiama, cos'è, la pastello sombra, e mi traccio un po' tutto l'occhio. E insomma sì, mi sarebbe piaciuto vivere in quegli anni lì, 50, 60, 70. La verità è che mi sarebbe piaciuto, due sono le opzioni. O mi sarebbe piaciuto nascere negli anni tipo 25, tipo anno 25, 1925, per essere una diva negli anni 50, raga, il mio sogno, essere una diva, tipo il mio sogno da sempre. Oppure l'altra opzione è sempre diva, ovviamente, ma negli anni 70, stile, non lo so, tipo Cher, quelle cose lì, mentre negli anni 50 un po' Sofia, un po' Marilyn, quindi è veramente una cosa che mi sarebbe piaciuta. Ma vi dico anche che se uno ci pensa su, in realtà le donne in quel periodo lì, raga, non è che avevano questa situazione rosea, no?
eravamo ancora più svantaggiate, diciamo, rispetto agli uomini che ora. Quindi sì, mi sarebbe piaciuto vivere in quei tempi, ma con la civiltà che abbiamo adesso. Che comunque la civiltà che abbiamo adesso, i diritti delle donne, eccetera, femminismo, e siamo ancora un po' indietro. Quindi figurarsi a quei tempi come quanto fosse difficile anche per una donna che era famosa, tipo Marilyn, così, quanto fosse difficile poi riuscire ad affermarsi come persona. Quindi sì, ok, mi sarebbe piaciuto viverci, ma con la civiltà di oggi, che uno dice comodo, eh? Sì, in effetti sì, molto comodo così. Quindi la mia risposta è un po' ambigua, lo so, ma è la verità. Quello che sembra un bel casino in realtà si trasformerà in una bella matita sfumata. Vi vado a leggere la prossima supposition. La prossima è: hai studiato teatro o fatto un corso di dizione? Sono lusingata di questa cosa, ma no, mai studiato teatro né fatto un corso di dizione, ma siccome qualcun altro dopo ha supposto che io avessi studiato canto, ebbene sì, ho studiato canto per 5 anni circa, tra cui anche canto lirico. Non vi spaventate, per favore. No, non ho mai studiato dizione, nemmeno teatro, mi sarebbe piaciuto. Onestamente, col senno di poi, direi che tornando indietro avrei fatto volentieri l'attrice. Però sì, comunque il canto ti aiuta un pochino ad impostare la voce in modo corretto, il fatto che poi devi cantare canzoni diverse ti aiuta un pochino anche nella dizione, diciamo la verità. Possiamo dire che anche se non ho studiato dizione e teatro, ho studiato qualcosa che ci è andato molto vicino e che voi non sentite spesso perché mi sembra un po' stupido farvi sentire come canto, però se siete interessati magari qualcosina qua e là, a parte la lirica, ve la posso far sentire. Vado anche un po' sotto e intanto vi leggo la prossima supposition. Questa mi ha colpito nel segno perché ci ha preso tanto, non so se mi spii, però hai una personalità molto forte che può avere picchi di estrema dolcezza ed estrema acidità. Cioè, scusami, ma per caso sei vicino? Perché questa cosa è particolarmente precisa, raga, precisissima. Cioè, io posso essere veramente la persona più dolce di questo mondo, ma se sono arrabbiata con te per motivo X, tiro fuori un'acidità e una cattiveria che non potete nemmeno immaginare. E vi giuro che a vedermi così uno direbbe non ci credo, cioè è impossibile, e invece sì. Chiedetelo anche a mio marito, poverino, quando divento cattiva divento proprio insopportabile, una belva proprio, devi scappare via, devi proprio dartela a gambe levate perché posso ferire tantissimo con le parole. Cioè io sono una di quelle che tutta carina, così estremamente dolce, ma se mi fa incazzare nella maniera anche più tranquilla, vabbè, mi incazzo anche che urlo, parliamone, però nella maniera più tranquilla ti posso distruggere. Be careful. Allora vado un po' avanti col make-up perché altrimenti mi perdo e ho pochi minuti. Prendo questa stupenda palette di Charlotte Tilbury, sono tutti tipo satinati, scimmerini, e vado a prendere questo marrone qua in basso, vado a metterlo nella piega, dopodiché sulla palpebra mobile ci metto questo rosino qua perché volevo un effetto un po' rosino, così mi sa di, non lo so, ho voglia di rosa. Con questo vado abbastanza veloce, raga. E questo è il motivo per cui finora non mi avete visto più rifare le unghie lunghe, perché c'è una comodità nell'applicare gli ombretti un po'
brillantinati che con le unghie lunghe non ci riesci. Nel frattempo che metto un punto luce sempre con uno dei chiari di questa palette, vi leggo la vostra prossima supposizione. Allora, odiavi tutto il liceo mi fa ridere perché, cioè, odiare è un termine forte. Ci sono sempre quelle e quelli che ti stanno su. Però odiare proprio onestamente no. Poi a distanza di anni ci ripenso e dico, ma cioè mi viene da ridere, quindi onestamente no. Allora, più di una persona mi ha scritto sei molto ordinata. Io non so da dove diavolo lo deducete questo, ma ragazzi, non è vero. Sono di un disordine unico, sono incasinatissima e quando si tratta della valigia, quindi del mio lavoro, così, lì posso dire che sono ordinata, ma nella vita di tutti i giorni, se voi deste un'occhiata alla mia camera, vi mettereste le mani nei capelli, non sono decisamente la persona più ordinata di questo mondo. Vado di mascara e nel frattempo vi leggo la vostra prossima supposizione. Hai sofferto di bullismo nel periodo del liceo? Allora, questo per me è un argomento molto delicato. Ho messo le ciglia off camera perché sennò ragazzi non la finiamo più, perché queste sono ciglia personalizzate, cioè ho preso ciglia intere, spezzettate, incollate, bla bla bla, e viene questo effetto bellissimo, però veramente ci vuole un pochino di tempo. E adesso vado a fare un po' di sculpting, nel frattempo rispondo a un'altra supposizione che dice sei un po' brenzola inside. Ma secondo te, se sono latrina sono brenzola, no? Fare un po' di sculpting nel frattempo che rispondo alla prossima supposizione che dice hai sofferto di bullismo nel periodo del liceo, e su questo mi voglio soffermare un secondo. Vado a prendere questa polvere qua di Mulak, che vi dico anche qual è, Ipno, e vado a fare un po' di sculpting. Allora, per quanto riguarda il bullismo, io ne ho sofferto tantissimo a partire da sempre, ragazzi, da sempre. Praticamente all'asilo venivo già abbastanza bullizzata perché non ero la ragazzina, la bambina, perché all'epoca ero una bambina. E venivo già abbastanza bullizzata all'asilo perché comunque, appunto, come vi dicevo già prima, ero una ragazzina, una bambina che si metteva in un angolo e non familiarizzava moltissimo, appunto. Preferivo disegnare piuttosto che socializzare per farla comoda. Alle elementari non ve lo dico proprio, avevo a fianco a me al banco, perché eravamo divisi in due per banco, un ragazzino che mi faceva bullismo anche piuttosto forte, seguito da minacce, e io onestamente mi sentivo molto impotente, soffrivo veramente tanto e non ne parlavo a casa perché ero già di mio molto chiusa, molto introversa, però mamma, perché le mamme sanno tutto, si era accorta che io ero un po', insomma, particolarmente silenzioso, anche se lo ero sempre, però c'è stato proprio quel periodo lì in cui veramente mi sentivi parlare pochissimo perché pretendeva che io facessi i compiti a casa miei e suoi, e nel mentre, come forma di garanzia, minaccia, mi rubava delle cose che poi mi restituiva a suo piacere una volta che io gli portavo i compiti fatti suoi. Quindi, che ne so, mi ricordo in particolare un episodio in cui io dovevamo presentare un compito importante e lui, perché comunque ero brava a scuola, e dovevamo presentare un compito importante, lui si è preso il mio orologio e ha detto mi ha detto questo lo vedrai quando mi porterai, insomma, il compito mio a scuola, e non è stato un bel periodo. Mi emoziono un attimo a pensarci perché scusate un secondo. Riprendiamo perché comunque bisogna essere forti.
E dicevo, non è stato un bel periodo, non lo dicevo a nessuno ovviamente per paura che mi succedesse qualcos'altro, e quando finalmente la cosa è venuta fuori perché mia madre ha insistito nel farmi parlare perché avvertiva che qualcosa non andava, ho ricevuto poi anche altre minacce da lui stesso, dal bambino, dicendomi ma cosa pensi di fare, lo hai detto ai tuoi, non cambia niente, insomma queste cose qua. Per cui il periodo delle elementari diciamo non è stato floreo sotto questo punto di vista. Altrettanto le medie, perché ragazzi, per riuscire a trovare la forza in me ci è voluto un po'. E alle medie appunto avevo delle bulle in classe, donne, mi dispiace ma erano donne, erano donne. Mi bullizzavano in tutti i modi possibili e immaginabili, sul fatto che ero gobba, perché ho detto anche nelle stories qualche volta che mi sono trovata a mettere quasi, non ho mai portato il busto, ma sono stata lì per metterlo, quindi facevo ginnastica correttiva e mi bullizzavano anche lì perché ero silenziosa, insomma un po' la classica ragazzina che va bene a scuola, non caga nessuno perché è introversa e si ritrova queste tipe che la bullizzano in tutti i casi, quindi lì ci sono stati altri episodi molto brutti. Una volta mi ricordo sono stata spinta anche verso un bidone della spazzatura di quelli giganteschi che ci sono in strada, o almeno che c'erano, penso che ci sono ancora, e non è stata una bella sensazione. Poi pian piano dalla terza media in poi ne sono uscita, per fortuna. Ne sono uscita, sono diventata molto più forte, mi sono resa conto di una serie di cose. Al liceo ci hanno provato a bullizzarmi, ma in realtà la cosa era che la tipa di turno mi prendeva in giro, da qua mi entrava, da qua mi usciva. Ovvio che un po' ti fa sempre effetto perché se te lo porti dietro, però poi sono diventata man mano sempre più forte. E voglio veramente che questa cosa, scusate ma fa ancora più caldo perché è un argomento un po' così, e voglio che veramente questa cosa arrivi a tutti perché vi prego, se venite bullizzati, se subite bullismo, ditelo. Adesso sembra un messaggio nazionale di chissà quale importanza, però io veramente ne ho subite di ogni, è stato molto difficile. Vi prego, ditelo a qualcuno, ditelo a mamma, ditelo a papà, ditelo a tua sorella, ditelo a qualcuno che vi è vicino perché questa cosa deve finire e se ne può uscire tranquillamente. Bene, proseguiamo con la prossima. Io intanto vado a mettere, prendo lo stesso pelo dello sculpting e mi prendo Venus Sand e faccio il mix col Divanizer sempre di Nabla perché non uso il blush, ma vado a mettere appunto l'illuminante un po' colorato che mi fa quell'effetto blush mixato all'illuminante. Guarda che bello. Venus Sand, I love, è uno di quei prodotti che lo tieni lì e non te lo ricordi e poi quando te ne ricordi, bam, amore a prima vista. Beh, questi sono molto simili, sei una ragazza molto timida, sei timida, una persona molto spontanea e diretta, io sono molto timida, non si direbbe, però ragazzi vi posso dire che da quando ho iniziato a fare YouTube o comunque da quando ho iniziato a fare video sono migliorata tantissimo, non avete idea, quindi fatevi forza perché di voi è timido e vedrete che prima o poi questa cosa la sconfiggerete. Diciamo che la timidezza non è proprio una cosa da sconfiggere, se ve ne portate sempre un po' dietro non fa niente, anche io me ne porto un po' dietro e credo che sia veramente tenero, però appunto se vi serve anche per affrontare la vita, per lavoro eccetera, vedrete che prima o poi troverete la forza. Se ci sono riuscita io ragazzi ci può riuscire chiunque. Non credi al soprannaturale, esatto. Odi i maleducati e cafoni, io penso che quelli li odiano un po' tutti, diciamo così, non è bello avere a che fare con persone maleducate. Penso che riuscirsi a stare un anno senza make-up, ma non un anno senza pizza. Girl, you got it! È troppo vero. Potrei... Dio, un anno tanto. Non lo so, però di sicuro senza la pizza mai. Da piccola volevi fare l'attrice...
ami film d'epoca, sono un po' collegati, ve l'ho già detto prima, non ho studiato dizione, ho studiato canto, però comunque sì, un qualcosa relativo al diventare una diva, una cantante, ci ho sempre pensato. Poi ho un po' abbandonato il sogno perché, ragazzi, è molto difficile. Poi io sono appassionata, mi dispiace, cioè adoro la lingua italiana, ma io sono appassionata dell'inglese, quindi avrei cantato esclusivamente in inglese. E in Italia ovviamente non riesci sotto questo punto di vista. Trasferirmi non era il caso e quindi ho un po' abbandonato questo sogno. Però, girl, se canto sotto la doccia, se canto quando mi sentono i vicini, scommetto che me ne dicono di ogni, ma chi se ne frega. Hai paura delle meduse mi ha fatto scompisciare, però sì, comunque una volta sono stata punta da un pesciolino di quelli con i ganci che si trovano tipo nel Lazio, non mi ricordo il nome, e mi ricordo che è stato un trauma perché non riuscivo nemmeno a camminare e mi hanno messo tipo l'ammoniaca, il bagnino sapeva già tutto, quindi avevo messo l'ammoniaca, ho stato sotto riposo e sembrava di avere un crampo tipo per 3 giorni. Se vi ricordate il nome di questo pesciolino gancio cattivello, scrivetelo nei commenti perché non me lo ricordo puntualmente. Vado veloce, secondo me sei super alta, pesavo da dei panni che non tipo ragazza. Raga, io sono 1,60 m scarso, sarò 1,59 m, tipo, no, non sono alta, sono piccolissima, sono veramente bassa. Vado a mettere matita, rossetto e grosso e poi torno da voi per finire perché mi sa che bene o male ho risposto quasi a tutto, non crede se è. Sei una persona molto passionale, questo me l'ha detto più di una volta, sì, do il cuore, però appunto le persone molto passionali poi se si arrabbiano, state alla larga. Chi è passionale può capirmi. Anzi, se siete arrivati a questo punto del video e siete passionali anche voi in tutti i sensi, magari mettetemi un commento sotto con il cuoricino. Le labbra poi torno subito da voi. Sto usando Spice come matita di MAC Cosmetics. Penso che ormai voi lo sappiate, Lady Latrina senza l'overline non è lei, quindi di butto. Poi vado con un rossetto liquido, un sacco di tempo che non ne uso uno, questo qui è RP di Feral Cosmetics, raga, è una roba che in Italia in effetti non è che si vede molto, ma comunque un colore simile li ho trovato benissimo con Nabla o Mula. Qui posso dire già che un colore simile è tipo Attractive di Nabla, però è stupendo, è un nude veramente molto bello. E poi vado con NYX Lingerie Shimmer nel colore LLS02 Shy, guarda caso, che significa timido in inglese, e ce lo vado a mettere sopra. Faccio le mie ricci da selvaggio. Questo era il look di oggi, questo era il video di oggi con le vostre supposizioni mentre io mi trucco. Spero che vi sia piaciuto sia il make-up che la nostra chiacchierata. Se fosse così, cliccate quel tasto e iscrivetevi. No, non sto facendo terrorismo psicologico, voglio soltanto stare tutti assieme, creare nuove latrinelle in giro, quindi mi raccomando iscrivetevi, mettete like, condividete, ditela all'amica, alla sorella, alla mamma, quello che vi pare, basta che siete qua. Attivate anche la campanella così ricevete tutte le notifiche dei miei prossimi video e noi ci vediamo alla prossima. Vi bacio tutte latrinelle mie. Sì, vabbè, quello che è.